Euroregione News. Ville Venete del Medio Friuli. Il turismo in Medio Friuli è da sempre legato principalmente a Villa Manin. In verità le ville venete presenti nel territorio sono circa 80 e i sindaci dei comuni interessati hanno deciso di fare squadra, capitanati dal codroipese Fabio Marchetti. Abbiamo sentito il direttore dell'Istituto regionale Ville Venete Carlo Canato e il presidente dell'Associazione Ville Venete Conte Alberto Passi. Ville Venete possono rappresentare davvero un'opportunità per questo territorio, un territorio che si riconosce nelle ville come grande prospettiva per il futuro e in cui le ville possono diventare davvero da risorsa a prodotto turistico, prodotto che mette insieme energie, sistema economico, sistema territoriale, amministrazioni che dialogano pubblico e privato assieme per una prospettiva di innovazione davvero straordinaria. Res pubblica, bene comune. E quindi questa dimensione dimenticata bisogna invece tornare ad averla. Ci vuole uno Stato, un ente pubblico capace di suscitare interesse e un privato capace di rispondere a questo possibile nuovo interesse. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.